E come volontaria ADMO partecipi anche alle attività di sensibilizzazione? Sì, quando ho iniziato io le prime campagne che volevo seguire erano nelle scuole, perché ho detto impossibile, cioè io mi ricordo che erano venuti a parlarci della donazione di sangue, ma non della donazione di midollo. Ho detto è incredibile questa cosa che nessuno sa da dove venga prelevato il midollo, che sia effettivamente così facile, ma che nessuno lo sappia, che abbiano tutti un'idea sbagliata. E quindi mi ricordo di aver mandato la mail in segreteria per sapere se potevo venire a fare le campagne nelle scuole, e da lì ho iniziato a essere un po' più attiva, poi insomma, mi hanno tirato dentro al giro e ho iniziato un po' di più. E quindi cosa fai in concreto quando vai nelle scuole? Raccontiamo, sensibilizziamo, racconto la mia esperienza di come sono diventata potenziale donatrice, di tutto l'iter per l'eventuale donazione e di come cambiano poi le vite. Cerchiamo sempre di portare, se riusciamo, qualche donatore effettivo che abbia già donato e qualche ricevente, in modo da raccontare la loro esperienza, perché poi nel concreto è quello che fa tutto. La domanda che fanno di più è quella più bizzarra? Allora, quella che fanno di più è se ti prelevano dalla spina dorsale col siringone. Quella è la più gettonata, diciamo, come domanda, e ovviamente non è quello, quindi quando scoprono che non è quello gli si apre un mondo. E la seconda domanda che fanno, più bizzarra, è se possono fumare, bere, o se è una cosa che non si può fare. Ovviamente nei limiti, si può fare tutto, non è una cosa che preclude, però quella è quella che gli interessa di più di solito come domanda. Cosa è più difficile passare secondo te alle persone perché si iscrivano poi al registro? Il fatto che non è doloroso, e soprattutto il fatto che facendo veramente pochissimo cambi totalmente, salvi la vita di una persona, veramente, e quindi quello è il messaggio secondo me più importante, perché quando capisci che sei veramente il gemello di quella persona, che solo voi due siete compatibili, fa la differenza. Adesso con il Covid ovviamente le scuole non ci sono, è un po' più difficile. Abbiamo provato, ci siamo ingegnati anche noi, abbiamo provato magari tramite Zoom, le videochiamate, le interviste, qualcosina ci siamo inventati, insomma, però sì. Io personalmente quando andavo in giro cerco sempre di tavolata tra amici, di buttarla là, infatti quasi tutti si sono iscritti, fortunatamente i miei amici, però sì, quando sei volontario ADMO dentro, in un modo o nell'altro le provi tutte, quindi involontariamente lo fai.